Buongiorno Rosolina, siamo con uno degli organizzatori di Rosolina Beach Game. E cos'è questa manifestazione? Allora, è una manifestazione che porta sulle spiagge tanti sport, partendo dal beach volley, perché abbiamo cominciato nel 2018 col beach volley e pian piano stiamo crescendo e aumentando, portando sempre più attività riguardante il mondo spiaggia. Ecco, e voi avete naturalmente coinvolto l'amministrazione, ma anche i bagni, e quanti bagni stanno collaborando con voi? Allora, siamo in collaborazione con questa sinergia che è nata col Comune e collaboriamo con il Bagno Perla, l'Epidays e il Primavera, dove vicino a loro ci sono due spiagge libere dove porteremo le attività. Allora, abbiamo già cominciato al centro congressi con la danza e il prossimo weekend ci sarà il beach rugby, beach tennis e il beach volley per bambini, e poi finirà con l'ultimo weekend con il beach volley, la detta beach marathon, che ha una sua storia, e portando anche un po' di fitness, e il chukball, che è un'attività nuova, una pallamano con una portina piccola, giusto per capire. Perché il 14 sera abbiamo portato anche al centro congressi la box. Ci saranno a partire dalle 8 10 incontri, si conclude domenica 16 con la fase finale del Delta Beach Marathon. E quanti saranno gli atleti coinvolti, più o meno? Allora, questo weekend si parla più di 1000 persone e anche il prossimo weekend, il weekend del 14, 15, 16.